my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video perché vabbè, oggi non doveva uscire nessun video perché ieri ne ho fatti uscire 3. Oggi mi serviva un giorno di pausa per giocare perché sto facendo delle cose formidabili. Comunque ragazzi, sono qua lo stesso per parlarvi dei due sneak peeks che sono usciti nella giornata di ieri e nella giornata di oggi. Comunque penso che caricherò questo video verso le 8, le 9, le 10, dipende dalla mia connessione. Comunque ragazzi, prima di iniziare a farvi vedere queste nuove pozioni, volevo dirvi che hanno cambiato un po' le capienze delle pozioni che possiamo portarci. Infatti noi Town Hall 10 totalmente maxati possiamo portarci fino a 11 posti pozioni. Significa che le pozioni, quelle vecchie fatte con l'Elysium normale, quello rosa, ci occuperà ben 2 posti, invece quelle fatte con l'Elysium nero ci occuperanno solamente un posto. Significa che io in battaglia mi porto le mie solite 5 pozioni normali e poi mi porto una di quelle là nuove speciali. Ok, questa era una mini introduzione, ora posso parlarvi delle pozioni nuove. La prima pozione che vi farò vedere è uscita, vabbè, ieri lo Sneak Peeks, che parlava di una pozione veleno. Infatti questa nuova pozione veleno distruggerà le truppe del castello. Anziché distruggere solamente le truppe del castello, questa qua è una specie di fulmine un po' strana che non distrugge gli edifici, ma distruggerà anche gli eroi. Poi si è parlato di una pozione terremoto, che è praticamente la cosa opposta del veleno, che anziché distruggermi le truppe mi distrugge gli edifici. Per questa pozione ci sono ben 4 livelli. Comunque sarebbe anche una sorta di fulmine. Comunque ragazzi, nel video di ieri mi sono dimenticato di dirvi che nessun tipo di pozione avrà effetto sui depositi di oro, elisir ed elisir nero. Questo significa che nessuno potrà più fulminarci l'elisir nero. Sì. Ragazzi, girovagando un po' su internet ho trovato questa nuova pozione che sarebbe una pozione fretta. Praticamente sarebbe una sorta di pozione furia, ma che non dà un danno superiore alle truppe, ma le velocizza e basta. Questo è solamente rumors ragazzi, io non sono sicuro che potrebbe uscire una pozione del genere, ma anche se uscisse non cambierebbero tante le carte in regola, solo tanto che potrei portarmene una in più rispetto alla pozione furia. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, ditemi le vostre impressioni sotto qua nei commenti di questo nuovo aggiornamento. Quando dovrebbe uscire questo aggiornamento? Si è parlato di farlo uscire tra la notte, cioè quando in America, tra la notte del 30 giugno alla notte del 1° luglio. Ok, era veramente tutto, ora vi lascio stare e ci vediamo un altro giorno. Ah, lasciatemi un like e un commento.